O Vangelo secondo Luca, capitolo 2. A nascita di Gesù. Proprio dentro a quel giorno, il re e Roma, Cesare Augusto, comandai con una ritta che avesse fatto un censimento di tutta la gente che stava dentro la terra che apparteneva a Roma. Questo primo censimento fu fatto quando Quirino era il governatore della Siria e tutta la gente gli aveva fatto a registrare, ognuno dentro la città dove era nato. Pure Giuseppe, che era la casa della famiglia di Davide, e in da città era Galilea, che si chiamava Nazareth, saiette in da Giudea, in da quella città di Davide, che si chiamava Betlemme, per si fare registrare insieme con Maria, moglie sua, che danno aspettava una creatura e era pronta per sgravare. Ma, veramente, si trovavano in da chi lupizza, si accompetevano perché le giorni per sgravare, e là sgravai che i figli suoi primo nato, la ravugliai rinda e fasciulella e lo mettette rinda nella mangiatora e nu presepio, perché non ci stava posto per loro rinda a Lucanna. Rinda a quella regione ci stavano certi per curare, che facevano la guardia di notte a tutte le pecore loro. L'angelo del Signore si presentò innanzi a loro e a roglia del Signore la ravugliai rinda una luce. Chiste si regnettene schiante, ma subito l'angelo dicette a loro: non va paurate, perché mo' vi porta una bella notizia, che regnerà i priezze tutto il popolo. Oggi è nato per voi, in da città di Davide, un Salvatore, che è o Cristo, o Signore. E questo sarà o segno per voi: troverete una creatura ravvigliata rinda e fasciulella e appusata rinda una mangiatora. E subito insieme con quell'angelo comparette una chiorma assai rossa e tutti quell'esercito del cielo che allutavano a Dio e ricevano rolia a Dio, rinde i cieli più aiavate e pace in coppa a terra a tutta la gente che essa va bene assai. Quando poi tutti quell'angelo se ne sagliettano in giro, tutti quegli pastori ricevono l'uno con l'altro: chiama pure noi a Betlemme e chiama a vedere chi stu fatto che il Signore ci ha fatto conoscere. Jettene subito a Betlemme e trovarono Maria e Giuseppe e quella creatura, che stava appusata in da mangiatoio. E roba che l'avevano veduta, contarono a loro tutte quelle che erano state ritte a loro. Tutte quelle che sentevano si meravigliavano di tutte quelle cose che i pastori avevano ritte a loro. Maria poi si stipava tutte le cose pensando in do cuore suo. E tutti quei pastori se ne tornarono a casa, regnando eroe e alludando a Dio per tutte quelle che avevano intese e viste, come era stata ritta a loro. La circoncisione di Gesù. 8 giorni dopo che nascette Gesù Cristo, o padre e la mamma facettero circoncidere chi l'unennilla e lo mettettero a nome Gesù, come era stato chiamato all'angelo, prima che fosse affiurata rinda la panza della mamma sua. Presentazione di Gesù in due tempio. Dopo 40 giorni Maria, mamma sua, insieme con Giuseppe, sposa sua, o giorno della purificazione secondo la legge di Mosè, portarono le creature dentro il tempio di Gerusalemme. Poi consacrà e poi presentare innanzi al Signore come stava scritto dentro la legge di Mosè. Ogni figlio maschio che nasce per primo sarà consacrato al Signore. E proprio perché erano poverelli, portai come un'anverta loro innanzi al Signore una pariglia di torturella e una pariglia di paluma, come stava fissato dentro quella legge. Dentro il tempio di Gerusalemme c'è un uomo che si chiamava Simeone. Questo era un uomo giusto e santo, che aspettava china speranza a salvezza di tutto il popolo di Israele. Lo Spirito Santo che era sceso in quella essa l'aveva assicurato che non l'avrebbe fatto morire prima che avesse potuto vedere con gli occhi suoi o Messia, che Dio avrebbe mandato in coppa a sta terra. Con l'aiuto dello Spirito Santo, questo santo vicchiariello trasette dentro il tempio di Gerusalemme. Proprio interamente, o padre e la mamma portavano quelle creature dentro la casa del Signore per far compire con la essa tutte quelle usanze che stavano registrate dentro la legge. Simeone piai dentro le braccia sue, quella creatura, e roba che aveva benedetto il Signore, ricette: Signore, fa pure morire questo servo tuo dentro la pace, mo che ha mantenuto la promessa tua, perché con questi occhi miei ho visto il Salvatore che tu hai mandato in coppa a sta terra per la salvezza a tutti i popoli. Questa è quella luce che ti farà conoscere in coppa a tutto il mondo e regnerà a rolia
a tutto il popolo di Israele. La profezia di Simeone. O padre e mamma chillo creatura rimanettano assai maravigliate e sconcertate per tutte quelle che ricevono quello a chillo creatura. Simeone poi consennai chillo creatura imbracciava mamma sua. Ve ne ricetta a tutte e due e poi ricetta a Maria. Questa creatura è stata manata a Dio per ruinare e per salvare tutta la gente del popolo di Israele. E sarà per tutta la gente come un segno mandato a Dio. Ma parecchie persone non l'accetteranno e a così saranno spalafagate i pensieri che hanno scusa. Che stanno rindo cuore la gente. E a te, Maria, o dolore, ti spertu sarà il cuore tuo come una spada. La profezia è Anna. In da quello tempo ci stava pure Anna, che era una profetessa, che essa era una figlia di Fanuele, ed scendeva in da Strepegna e Aser. Era una vecchiarella, si era ammaratata quando era ancora una figliolella. Era rimasta vicino al marito suo per 7 anni, poi un manetto vero la roba morta al marito. E mo teneva 84 anni. Non si arrasava mai in da casa del Signore, servendo a Dio notte e giorno, per anni facendo penitenza. Quando arrivai in da quella casa del Signore, si mettette pure essa a lodare e ringraziare il Signore, parlando di creatura, a tutta quella gente che aspettava la salvezza di Israele, roba che avevano fatto, tutta quella che stava scritta in da legge di Mosè, a mamma e padre Gesù Cristo, se ne tornai in da Galilea, in da quella casa che tenevano in da città di Nazaret. E là, o creatura cresceva e si fortificava in da sapienza e tutta la razza del Signore stava in quella essa. Gesù rindò tempio. A mamma e padre Gesù Cristo ogni anno, rinda terra a Galilea, salivano in da città di Gerusalemme per fare festa di Pasqua. Ma succedette che quando Gesù teneva 12 anni, loro portarono pure un figlio in quella città, secondo la usanza della festa. Fornuta che la festa, se ne tornai a casa e non si adunai che Gesù non stava in da comitiva insieme con loro. Era invece rimasta in da città di Gerusalemme. Maria e Giuseppe o iettano cercando per una giornata sana, fra tutti i parenti, fra tutte le conoscenti, ma non lo trovarono. Tornarono un'altra volta in da città di Gerusalemme. E solo dopo 3 giorni trovarono Gesù che stava in il tempio, assettato in mezzo ai brividi e ai mastri della legge, che lo sentivano e che aiutavano insieme con essa. E tutti quelli che lo sentivano parlare erano chine meraviglie, poi giudizi e poi cervelli che tenevano, per tutte le risposte, che essa sapeva a ognuno di loro. Pure il padre e la mamma sua venendo a cucire un manetto di chine meraviglie. Ma poi a mamma sua le ricette: figlio mio, perché non ci fate questo? Padre io, addolorato t'avevamo cercato, vinta tutte le pizze. E Gesù rispondette a loro, dicendo: e perché mi avete cercato? Non sapevo che io già fatto tutte quelle che padre mio mi ha comandato di fare. Ma tutte e due non capettero niente di tutte quelle parole che Gesù aveva detto a loro. A vide Gesù a Nazaret. Poi Gesù tornai con loro in da città di Nazaret e rimanette sotto un comando a loro, sino a quando non ha cominciato a predicare il regno di Dio. E a mamma sua s'astipai in tuo cuore tutte queste cose, e Gesù cresceva in da sapienza, si faceva sempre più grosso e cresceva in da razia, innanzi a Dio e innanzi a tutta la gente.